Presente alla spedizione degli alpini di Romance di Sonzo a Genova, il primo cittadino, Michele Calligaris, si è soffermato sulla questione dei ristori alle famiglie sfollate per l'alluvione del 17 novembre 2025, dove persero la vita Quirin Kunert e Guerina Scozzai. Da quel dì la situazione è monitorata, così come il sito della regione Friuli Venezia Giulia, per nuovi aggiornamenti. Ma mentre così attendevamo la diretta, stavo proprio guardando il sito della Regione che ha pubblicato il bando per i contributi per le attività economiche. Quindi si va avanti, si procede cercando di assistere tutti il più possibile e anche così, stando dietro a tutte le notizie e le novità in modo da divulgarle a tutti gli interessati. La situazione non è delle più semplici, ma questo si sapeva, con il sindaco che però ha come obiettivo quello di voler dare risposte più possibile concrete ai suoi concittadini che vivono ancora momenti drammatici nel ritorno alla normalità. Ma piano piano si cerca di andare in quella direzione, ecco. E chiaramente noi cerchiamo in tutti i modi di dare una mano, assistere, spiegare e periodicamente anche incontriamo la comunità.